La Nuova Democrazia Cristiana elegge il segretario provinciale e Antonietta Vita, mentre Cateno De Luca incontra Bossi e incassa il suo sostegno. Lunedì informazione e diffusione di notizie sulle truffe agli anziani, tappa alla chiesa di San Leone alle 18. Approvato il nuovo codice dei contratti in Sicilia, gli architetti, l'amendola è un'ottima legge. Beato Livatino, la reliquia esposta presso la scuola capuana di Aragona. Il coccodrillo a San Giovanni Gemini, anche i carabinieri cercano il rettile con i droni, intanto è vietato severamente avvicinarsi al torrente Mancuso. A Canicattì manifestazione per l'ospedale Barone Lombardo e riconoscimento di eccellenza al comune di Realmonte. Caravaggio a Raggi X per il Rotary, la cultura come energia rinnovabile per la Dante Alighieri e l'arte del riciclo di Alfredo Bordenca. Calcio intenso fine settimana con gli impegni di Acragas e Pro Favara. Bentrovati all'appuntamento con l'informazione di TVA Notizie. L'avete visto attraverso i titoli, apriamo con la politica perché ci sono grandi manovre nella ricostituita Nuova Democrazia Cristiana di Totò Cuffaro, che oggi ad Agrigento nel corso di una affollata assise ha eletto il nuovo segretario provinciale, che è una donna e si chiama Antonietta Vita. Vediamo. Antonietta Vita come intenderà percorrere questo nuovo percorso politico alla guida di un partito storico importante e grande in una provincia che ha creato la democrazia cristiana negli anni? Innanzitutto sono contenta e onorata di aver ricevuto dal mio partito questo incarico con la mia elezione. Io sono stata una delle protagoniste, all'inizio ho creduto in questo progetto del nostro grande presidente Totò Cuffaro di riportare nella scheda elettorale un'idea, un ideale e i valori della democrazia cristiana. Mi occuperò ovviamente dei problemi della nostra terra, della nostra provincia, cercando di focalizzare quello che la gente veramente ha bisogno, dal lavoro in generale, dal lavoro femminile, alla scuola, al turismo, alla valorizzazione dei nostri prodotti locali, valorizzarli e tutelarli, perché siamo dall'olio al vino, agli agrumi, a tutti i prodotti tipici della nostra terra, alla sicurezza nei luoghi di lavoro, nelle campagne, nelle città. E questo come si fa? Per rispettare i bisogni della gente bisogna sentire e sentirli attraverso momenti di ascolto, attraverso convegni, inchieste, ma anche con nuovi mezzi di comunicazione che ci facilitano, incontrare la gente, incontrare le associazioni, i singoli, la gente, tutti, per fare un programma di idee, di iniziative da poter proporre alla deputazione, ai sindaci, nelle varie realtà locali, provinciali, nazionali. La gente ha bisogno che si ritorni alla politica, che ci si occupi dei problemi concreti e soprattutto ci si trovi una soluzione. Questo è il mio intento insieme alla grande squadra, alla grande famiglia della democrazia cristiana. Infatti sin da subito mi attiverò per istituire i vari dipartimenti a sostegno del mio ufficio, in modo tale da essere veramente una grande squadra che affronta le varie tematiche che sono presenti nel nostro territorio e per dare soprattutto risposte concrete al nostro territorio. Siamo onoratissimi perché il congresso provinciale di Agrigento sarebbe il primo congresso provinciale della democrazia cristiana in Italia e quindi un plauso soprattutto alla base che sta dimostrando lungimiranza, soprattutto sta dimostrando la pazienza di venirmi dietro e tanta maturità. Oggi è una giornata importante, si eleggeranno i vertici della segreteria provinciale, perché siamo un partito e lo vogliamo dimostrare, al di là delle presenze importanti del nostro segretario nazionale, del segretario regionale, dei riferimenti parlamentari, è giusto che un partito si ramifichi anche nel territorio. Oggi il congresso provinciale, ma immediatamente dopo poi inizieremo con i congressi locali. Ogni comune, parlo per ora della provincia di Agrigento, ma sarà così anche nelle altre realtà
ogni comune della provincia di Agrigento, oggi commissariati, quindi con la presenza di un commissario di partito, andranno al voto. Si svolgeranno i congressini locali, mi auguro all'unanimità quando è possibile, se non è possibile democraticamente con una elezione. Anche nel più piccolo dei comuni, credo che in provincia di Agrigento sia o Comitini o Calamonaci, svolgeranno il loro congresso, apriremo la sezione di partito, perché i partiti verticistici credo che abbiano fatto anche la loro storia. I partiti invece che riescono a ramificarsi nel territorio sono quelli che hanno una lunga durata e che soprattutto abbiano la possibilità e la pazienza di ascoltare i cittadini. Vogliamo essere un partito aperto, un partito che magari non soltanto riesca a dare delle risposte, ma soprattutto un partito che riesca ad ascoltare i cittadini, riesca ad ascoltare le istituzioni, qualsiasi istituzione. I sindaci ho molto rispetto, sono stato sindaco fino all'altro ieri, Indipendentemente dal colore politico di quell'amministrazione comunale, la Democrazia Cristiana deve essere al fianco di quell'amministrazione e di tutte le amministrazioni. Stiamo iniziando in provincia di Agrigento, ripeto, è soltanto l'inizio di un percorso virtuoso che deve coinvolgere, per quanto mi riguarda, in qualità anche di segretario organizzativo regionale, la Sicilia. Ma credo che siamo anche a buon punto per tutto quello che riguarda la Democrazia Cristiana in Italia. Abbiamo degli appuntamenti importanti, sicuramente il 9 giugno si voterà per le europee e probabilmente giù di lì si voterà anche finalmente per le provinciali, perché è stato un cavallo di battaglia e nella recente campagna elettorale delle regionali anche del governo Schifani. E quindi questi appuntamenti importanti si deve arrivare pianificandoli e preparando il territorio. Ecco perché oggi siamo qua proprio perché il partito in provincia di Agrigento deve essere presente. È un partito giovane e donna, è un partito dove le donne occupano uno spazio importante, non dentro uno steccato di protezione, ma senza steccati, perché meritano di occupare questi spazi. Antonietta Vita è stata sin dall'inizio in cui la Democrazia Cristiana ha mosso i primi passi presente, è dirigente del partito di Favara. Ricordo che la prima volta che presentammo le liste fu a Favara, dove tutti ritenevano che non avremmo superato lo sbarramento, e siamo stati il primo partito proporzionalmente. Quel partito e quella lista la fece Antonietta Vita assieme a tutti gli altri. Poi abbiamo avuto la fortuna a Favara di crescere ulteriormente con tante altre persone. Un candidato alle regionali di Favara, Salvo Fanare, ha preso larghissimi consensi, contribuendo a far crescere il partito e a fare scattare il seggio. Quindi c'è un partito che si sta attrezzando. Antonietta Vita è la sintesi di tanti desideri delle donne di essere protagonisti e la tanti desideri di un partito che sancisce ulteriormente una importante presenza femminile. Come inciderete nella politica agrigentina, una politica da sempre con una tradizione e una storia molto democristiana? Ecco, quale sarà la vostra azione politica per cambiare il corso delle cose in una provincia che purtroppo, Presidente, va sempre indietro, dove l'emigrazione continua dei giovani è perenne, è quotidiana e la mancanza di lavoro è tangibile? Ma la Democrazia Cristiana di Agrigento è un partito ormai radicato dappertutto, a cominciare oggi, posso dire, anche dalla città, dove abbiamo 4 consigliere comunali e forse anche qualcuno in più. È radicata in tutta la provincia ed è un partito che ha il compito e il dovere di affrontare le situazioni che riguardano la provincia, da quelle etiche a quelle morali, alle quali stiamo molto attenti per evitare di commettere errori che abbiamo commesso nel passato, a cominciare anche dal lavoro, che è sempre un problema che riguarda questa città. Tanti anni fa, non ricordo più quanti, ma moltissimi, la Democrazia Cristiana di allora, la Democrazia Cristiana dei Rubino, dei Sinesio, dei La Loggia, in un congresso provinciale lanciarono una grande idea di messaggio che la Chiesa recepì. Quel messaggio fu: la Democrazia Cristiana fa l'assalto alla miseria. Sono passati tanti anni, oggi parlare di assalto alla miseria è anacronistico, nel senso che, grazie a Dio, non c'è più la miseria di tanti anni fa, ma resta ancora un grande problema, che è quella della disoccupazione e del lavoro.
Bene, noi oggi da questo congresso ci permetteremo di lanciare quello stesso messaggio che fece grande quella Democrazia Cristiana, riveduto e aggiornato nel tempo. Faremo l'assalto alla disoccupazione, nel senso che vogliamo lavorare perché ci sia una crescita di sviluppo e una crescita occupazionale che possa consentire a tanti giovani agrigentini, tantissimi, moltissimi, che vanno a lavorare fuori dalla Sicilia. Io sto andando in giro per l'Italia per rifare la Democrazia Cristiana e dovunque vada trovo tanti laureati che si avvicinano a noi per un rapporto di amicizia, ma scopro purtroppo che c'è tanta classe dirigente che abbiamo formato in questa provincia, che abbiamo contribuito a far crescere, che abbiamo contribuito economicamente a che diventassero dirigenti facendole studiare, che adesso che dovrebbe produrre, piuttosto che produrre per Agrigento e per la Sicilia, producono per Milano, per Torino. Che consenso trova al nord, Presidente? Ho trovato un grande consenso, vengo da Torino dove c'è stata tanta gente, adesso nei prossimi giorni andrò nel Veneto, a Verona e a Venezia, mercoledì sono in Basilicata e giovedì in Calabria. C'è una realtà di democristiani che hanno tenuto sopito il loro sentimento politico, che quando tocchiamo le corde del cuore vibra e tornano ad essere democristiani. Segretario Cirillo, quanto è importante un momento come questo? Ma guardi, ma devi guardare là. Dai, forza, una battuta. Guarda quanta gente c'è, questo non è un partito virtuale, non è una piattaforma web, ma è fatta di persone. La Democrazia Cristiana attrae perché ci sono persone che si vogliono incontrare, si vogliono abbracciare, vogliono discutere, vogliono litigare, però vogliono produrre qualcosa politicamente, vogliono essere parte della politica. Questo è il successo di questa attrazione fortissima che oggi è la Democrazia Cristiana. E ancora politica con Sud chiama Nord, veramente Cateno De Luca è andato a Monza, ha incontrato Umberto Bossi che lo ha definito così, finalmente uno del Sud con gli attributi, insomma, che poi noi aggiungiamo non è l'unico. Sentiamo. Sud chiama Nord è veramente Cateno De Luca recandosi a Monza per le imminenti elezioni suppletive in programma domani e lunedì, che serviranno a dare copertura al posto resosi vacante dopo la dipartita del leader forzista Silvio Berlusconi. Lo ha fatto, ha incontrato Umberto Bossi in un rendezvous che avrebbe dovuto essere segreto ma che invece è sfuggito a quella riservatezza che avrebbe dovuto caratterizzarlo. L'incontro a Gemonio non pare sia stato graditissimo ad una frangia della Lega, in quanto certamente mette in evidenza una contrapposizione che continua a palesarsi tra i leghisti, diciamo più radicali e radicati sul concetto di Padania, e altri che hanno una dimensione più nazionalista del partito. E dunque un gruppo di bossiani ha voluto dare un segnale di forza nel collegio di Monza e Brianza, dove De Luca è il competitor di Adriano Galliani, sostenuto da tutto il centrodestra, e Marco Cappato da PD e 5 Stelle. E De Luca al grido di mai più Roma ladrona, costruiamo lo Stato federale, spera di acquisire i consensi di tanti siciliani residenti nel collegio di Monza Brianza. Sembrerebbe che proprio su quella parola Stato federale Bossi abbia espresso il proprio apprezzamento su De Luca, che ha definito finalmente uno del Sud con gli attributi. Io non ci casco, l'informazione voluta dal Comune di Agrigento e organizzata dall'assessore al ramo Marco Vullo, finalizzata alla prevenzione e al contrasto alle truffe per gli anziani, lunedì farà tappa alle ore 18 presso la chiesa di San Leone. Esponenti della Caritas diocesana, del Comune e i massimi vertici delle istituzioni di controllo del territorio spiegheranno come difendersi dal fenomeno. E parliamo adesso del codice dei contratti, perché il governo Schifani ha approvato la legge 12 del 2023 che proprio parla di questo. E sul tema intervengono gli architetti, l'architetto Lamendola, che dice che è un'ottima legge.
Pubblicata la nuova legge regionale sui lavori pubblici, da oggi in Sicilia concorsi di progettazione aperti ai giovani e ai professionisti di talento, ampia apertura del mercato dei lavori pubblici alle strutture professionali medio-piccole e approvazione veloce dei progetti sotto la soglia comunitaria. Sono questi i principali elementi apprezzati dall'Ordine degli Architetti di Agrigento, che esprime il proprio compiacimento per la pubblicazione della legge 12 varata dal governo Schifani e dall'assessore al ramo Aricò. Per il presidente dell'Ordine degli Architetti di Agrigento, Rino Lamendola, è un'ottima legge che, recependo i suggerimenti degli architetti e delle professioni dell'area tecnica, alimenta una vera e propria rivoluzione culturale. La legge, dice, inoltre costituisce alla regione siciliana la centrale unica di committenza, garantendo un punto di riferimento per le stazioni appaltanti. Il tempo dell'arresto ed è già ricorso per il giudice Silvana Saguto, che attraverso il suo legale contesta la ricostruzione della pena fatta dall'appello, per cui ad una revisione del conteggio potrebbe non scattare l'arresto. Lo ha preannunciato, come detto, il suo legale Ninni Reina, secondo cui l'invio a nuovo processo d'appello per il conteggio della pena deciso dalla Cassazione doveva almeno per il momento evitare l'arresto, ma la Procura Generale della Corte d'Appello di Caltanissetta, nonostante il parziale annullamento deciso dalla Cassazione, ha ritenuto che potesse essere arrestata per esecuzione della parte della pena non annullata. Evidentemente la partita ritorna ancora aperta. E parliamo adesso della camicia indossata dal beato Rosario Livatino, macchiata dal suo sangue innocente, che è diventata una reliquia, simbolo di fede ed esempio di rettitudine. Ieri era ad Agrigento, oggi è stata spostata alla scuola capuana di Aragona per lanciare un forte messaggio ai giovani. Don Angelo Chillura, oggi la reliquia di Livatino fa tappa in una scuola media. L'importanza di far conoscere la storia, l'impegno, il sacrificio di Livatino ai giovani. Ecco, per i giovani è importante offrire dei modelli di vita, specialmente in un momento in cui o vengono a mancare punti di riferimento oppure non sempre i modelli sono positivi. E la figura di Livatino è una figura straordinaria per diversi motivi. Ai ragazzi Livatino dà un messaggio di responsabilità, cioè fare bene tutto quello che la vita ci richiede. Il momento dello studio, il momento in cui frequentiamo la scuola, studiare, perché lo studio ci forma, lo studio ci permette di avere una capacità di offrire un servizio qualificato alla società, lo studio ci permette di avere una libertà senza essere alle dipendenze degli altri, perché l'ignoranza è una grande forma di schiavitù. Un altro messaggio che Livatino vuole offrire ai ragazzi è il messaggio del coraggio, della coerenza, il coraggio della realtà, l'impegno per la giustizia. Ecco, sono questi i valori che Livatino continua a trasmettere a tutta l'umanità, in modo particolare ai giovani. Per la sua scuola, per i suoi alunni, cosa rappresenta questa cerimonia? La presenza di Livatino qui nella sua scuola? Penso sia superfluo sottolineare che ha una rilevanza importante, importantissima, perché avere la reliquia di Livatino in questa scuola non è soltanto avere la presenza di una reliquia che ha un valore religioso, ma lo ha anche il valore civile. Questo era un giudice, un cittadino, un uomo comune come tutti noi, che è votato forse alla santità più di noi ed è stato riconosciuto, ma questo vuole far dimostrare, attraverso questo sacrificio e attraverso la conoscenza della figura di Livatino, ai miei ragazzi vogliamo dimostrare come si può essere anche santi attraverso un percorso che potrebbe dire, tra virgolette, normale, che quindi fare bene il proprio dovere, fare bene fino in fondo, anche fino al sacrificio della propria vita,
ha un valore inestimabile e noi vogliamo lanciare questo messaggio, con il rispetto delle regole, il rispetto della legalità, che poi può anche essere premiata alla lunga, anche con il riconoscimento della sanità. In questo caso perché c'è stato il sacrificio della vita, ma anche in tutti i modi un premio speciale va a chi durante l'arco della sua vita rispetta sempre le regole. La cosa che mi ha colpito di più riguardante il giudice Livatino è stato che ha studiato molto ed infatti è diventato giudice ragazzino, detto anche così, giudice ragazzino. Poi purtroppo è stato ucciso dalla mafia per andare verso il suo lavoro, ovviamente era Agrigento, purtroppo l'hanno ucciso con una motocicletta, però questo insegna che non bisogna mai arrendersi durante i propri sogni. Ecco. Livatino, un giudice straordinario, non si piegava ai ricatti e soprusi. Sì, infatti è stato beatificato. Un giorno si diceva che il suo vicino cercava di corromperlo, ma alla fine non ci è riuscito, infatti l'ha arrestato. Cosa insegna ad un giovane come te la storia, la vita di Livatino? Insegna che dobbiamo pensare, dobbiamo studiare il passato per avere un futuro migliore. Per una giovane come te cosa rappresenta questa giornata? Oggi è presente la camicia impregnata di sangue del giudice Livatino. Allora, in questa giornata ha un valore comunque simbolico, anche perché il giudice Livatino non ha rinunciato a ciò che credeva, quindi è comunque anche uno stimolo, un esempio da seguire per noi giovani, credere in ciò che ci sembra giusto, soprattutto se si parla di giustizia, anche non coinvolgere gli altri, perché come ha fatto il giudice Livatino, anche se sapeva che avrebbe potuto morire, non ha voluto la scorta, non voleva lasciare a casa orfani o vedove, quindi comunque è una cosa importante questa da seguire come esempio. Cosa ti ha colpito maggiormente della vita, della storia di Livatino? Che ha seguito il suo sogno e già l'ha fatto subito. Infatti veniva chiamato giudice ragazzino, già a poco più di 25 anni era giudice. E qualche notizia di cronaca: 2 imprenditori agricoli di 54 e 50 anni, entrambi di Canicattì, sono stati denunciati alla Procura di Agrigento, che ha trovato all'interno delle 2 aziende dagli stessi gestite a Licata 11 braccianti che lavoravano senza alcun contratto di lavoro e senza alcuna garanzia o tutela in caso di infortuni. I carabinieri hanno elevato ammende per un totale di 38.000 euro e sanzioni per 4.000. In tutto i lavoratori controllati erano stati 23, 11 dei quali, come detto, sono risultati senza alcun contratto di lavoro. E adesso quanto accaduto di strano alla San Giovanni di Dio, dove gli estintori sono stati presi di mira da un uomo che improvvisamente ne ha avviato lo svuotamento. Il fatto ha spaventato i presenti, che in quel momento hanno assistito alla scena, scappando per ogni dove e tentando di mettersi in salvo da una situazione certamente inattesa e non normale. Sul posto, lanciato l'allarme, sono giunte le volanti della polizia, che hanno fermato l'autore del gesto e lo hanno condotto presso il reparto di psichiatria. Ed è morto l'anziano di Sciacca, da 2 giorni ricoverato presso il reparto di rianimazione dell'ospedale della cittadina termale, dopo essersi scontrato a bordo della sua Fiat, una Panda, con un'altra autovettura. Aveva 78 anni, si chiamava Giacomo Ciaccio. Le indagini in corso stanno ancora accertando la dinamica del sinistro. E prevenzione del randagismo a Lampedusa, con 130 sterilizzazioni e 40 microchip impiantati, oltre 200 in totale le prestazioni effettuate da un'equipe di veterinari dell'ASP, che ha lavorato insieme al comune e alle associazioni di volontariato. E adesso parliamo della notizia del coccodrillo. Tutti sono alla ricerca del rettile a San Giovanni Gemini, per il quale si stanno anche mobilitando i carabinieri con l'utilizzo di droni. L'esemplare
pare di grossa taglia sarebbe stato visto in una zona isolata nei pressi del torrente Mancuso, zona nella quale è stata sconsigliata la frequentazione alla cittadinanza. Già da subito le ipotesi sulla presenza inconsueta dell'animale sono state quelle di qualcuno che lo possedeva illegalmente o al quale possa essere sfuggito o che se ne sia disfatto o ancora che possa essere scappato da qualche circo. Intanto il sindaco ritorna sul divieto e questa volta lo fa con una ordinanza molto netta con la quale afferma il divieto assoluto di recarsi in prossimità degli argini del torrente Mancuso, considerata la sicurezza dei cittadini come obiettivo primario dell'amministrazione comunale. Il sindaco continua dicendo: è vietato alimentare, cacciare o catturare l'esemplare animale trattandosi di specie protetta, e poi conclude dicendo che in caso di avvistamento è necessario avvisare le autorità competenti quali carabinieri e corpo forestale. Adesso parliamo di sanità, salviamo l'ospedale Barone Lombardo di Canicattì. Oggi cittadini ed associazioni sono scese in campo nella città dell'Uva Italia per chiedere di assicurare che la sanità pubblica possa continuare ad essere un diritto alla salute e alla vita dei cittadini. Vediamo. Nonostante questa giornata un po' grigia, c'è tanta partecipazione, finalmente. Sì, oggi devo dire il mio ringraziamento più sentito va a tutte le persone che stamattina volontariamente hanno deciso di scendere in piazza insieme a noi. In questo momento così importante nel quale la cittadinanza tutta insieme alle cittadine a noi vicine, Naro, Campobello, Castrofilippo, Ravanusa, Racalmuto, sono tutti qui presenti insieme ai loro rappresentanti, vengono a manifestare e a chiedere con forza il proprio diritto ad una sanità sana ed efficiente, ma innanzitutto efficiente e senza che possa, come dire, penare e chiedere continuamente l'elemosina allo Stato centrale affinché i propri reparti dell'ospedale, intendo, possano essere continuamente attenzionati come oggetto di elemosine all'ultimo momento. Noi abbiamo bisogno di risorse strutturali e di sinergia istituzionale importante, cosa che ad oggi non è avvenuto. In questo momento registriamo una latitanza importante. Qualcuno osa dire: sì, ma abbiamo fatto i bandi affinché possiamo assumere personale. Sì, è vero, i bandi ci sono stati, ma vi chiedete istituzioni, vi chiedete voi sindaci, voi signori a capo dell'ASP il perché qualcuno che è delle nostre città, i nostri giovani, i nostri medici, in questo momento fanno fatica a ritornare a lavorare nei nostri ospedali. Il motivo è semplice: si è fatto in modo che le strutture nostre diventassero fatiscenti, diventassero strutture dove al loro interno manca ogni presidio fondamentale, e i nostri medici che ancora resistono ancora nei nostri reparti, ai quali va il nostro applauso e il nostro più vivo ringraziamento per essere ancora qui tra noi, fanno una fatica enorme a portare avanti la loro attività e la loro professione alta, importantissima, per la quale hanno studiato anni. Si ritrovano magari, pur avendo le competenze, a non poterle esercitare nel miglior modo possibile, perché per esempio qualcuno, per fare degli interventi di cardiologia, cito la cardiologia non a caso perché essendo un reparto di alta emergenza, magari per attenzionare un problema coronarico deve spostarsi con il paziente nell'ospedale di Agrigento. Vi sembra una cosa normale? Ecco, quando un medico che deve partecipare ad un bando vede questi esempi nei loro colleghi, con tutta la buona volontà per poter essere qui a lavorare insieme a noi, magari non partecipa al bando perché vede che mancano gli strumenti per poter esercitare al meglio il proprio lavoro. Oggi è un momento importante dove stanno partecipando insieme a noi le istituzioni delle realtà qui vicine. Segretario, il PD in maniera convinta ha sposato questa iniziativa, ma non solo, ci saranno altri momenti a Sciacca, ad esempio a Palermo, dunque sanità che deve essere curata.
Il PD deve stare dovunque i cittadini si battono per la difesa dei loro diritti essenziali. Non può esistere un territorio degno di definirsi civile senza una sanità che offra visioni di assistenza dignitosa in tutti i territori e non è più accettabile consentire che una visione della sanità pubblica fatta solo di spartizione e lottizzazione di poltrone si costruisca sulla pelle dei cittadini e delle loro aspettative di buona salute. Noi siamo a Canicattì oggi, come saremo a Sciacca a novembre, come saremo dovunque ci si batte in difesa del diritto alla buona salute dei cittadini. Don Mario Sorce, cartello sociale presente oggi a Canicattì, problema sanità in Sicilia, in provincia di Agrigento, nelle piccole realtà come questa. Grosso problema, anche perché da quello che stiamo capendo la direzione che ha preso il governo sia nazionale che regionale è andare verso il privato e tutto questo lede contro uno dei diritti fondamentali del cittadino, quello di essere tutelato nei bisogni della sanità. Quindi siamo qui per protestare contro queste decisioni e soprattutto contro le decisioni che vedono chiusi vari reparti degli ospedali come quello di Canicattì. Ecco, quindi sarete anche alle prossime iniziative, ad esempio a novembre a Sciacca? Se ci invitano, dipende anche da chi ci invita, perché se ci invitano i cittadini saremo presenti certamente. Le prossime iniziative invece del vostro raggruppamento, definiamolo così? Ora speriamo di riprendere il discorso delle infrastrutture, anche perché visto che Agrigento è capitale 2025, vedere la situazione delle infrastrutture che sono ancora carenti, mi chiedo da che parte debbono venire i vari cittadini della Sicilia e dell'Italia per venire a visitare Agrigento nelle varie sue manifestazioni. Noi non ci arrenderemo, ma la Ponzi e pazienti resteremo, ma la Ponzi. Ci fermiamo come di consueto per il break da dedicare alla pubblicità e torniamo tra poco. Ed è uno dei più attenti al benessere della comunità, per questo il comune di Realmonte è stato insignito del riconoscimento ambasciatori nazionali comuni italiani e ambasciatori d'eccellenza. Sentiamo il sindaco Sabrina Lattuca. Il Comune di Realmonte ha partecipato a un'iniziativa relativamente ai comuni di eccellenza, un'iniziativa a respiro nazionale. Ecco quanto è importante per un piccolo comune ma di grande storia culturale e di attrazione turistica. Ne parliamo con il sindaco Sabrina Lattuca. Noi siamo molto soddisfatti perché l'attività in questione è un'attività che restituisce tutto il lavoro con rigore, spirito di servizio eccetera che è stato posto in essere dall'amministrazione, attraverso cui abbiamo raggiunto molti obiettivi importanti, l'approvazione del piano regolatore generale, la sua pubblicazione, da ultimo l'acquisizione a titolo gratuito della Scala dei Turchi e da qui un percorso virtuoso che ci porterà a valorizzare, proteggere, tutelare eccetera questo monumento naturale di estrema bellezza che è candidato a diventare bene UNESCO, che il mondo conosce e che è un bene appunto adesso della collettività. La diagnostica per immagini applicata all'arte di Caravaggio, l'attualità del suo messaggio attraverso relazioni che ne hanno evidenziato l'unicità e le particolarità sono state esaminate ieri nel corso di un incontro organizzato dal Rotary di Agrigento, presieduto da Giuseppe Lamendola, che si è tenuto all'interno dello spazio Temenos della nostra città. Vediamo. Un interessante dibattito su diagnostica per immagini applicate all'arte organizzato dal Rotary Club di Agrigento, un incontro sicuramente interessante anche per la curiosità che desta l'argomento. Infatti, è stata soprattutto la curiosità a spingermi a contattare questi due medici che fanno di professione appunto i medici, ma hanno degli hobby assai particolari. L'uno
esperto nel barocco, nel Caravaggio, e l'altro ha sfruttato le sue competenze professionali per meglio scoprire cosa si nasconde sotto le opere d'arte. Infatti lui è classificato, qualificato come il radiologo delle opere d'arte. Questa sua non è soltanto una passione, perché lui ha iniziato questa attività allo scopo poi di restaurare le opere d'arte. Da lì poi è nata appunto questa passione, questa voglia poi di partecipare agli altri queste sue conoscenze. Quindi sono assai felice di avere questi ospiti per me illustri, che stasera appunto ci intratterranno il mio club e tutti gli altri amici ospiti appunto su questo argomento così inusuale, ma sicuramente di grande curiosità. Un interessante convegno oggi dove si discute di diagnostica di immagine applicata nell'arte, un'iniziativa organizzata da Rotary, cui lei darà il suo contributo. Quale? Io faccio il radiologo e da più di 30 anni mi occupo di radiografare opere d'arte. Ho radiografato tante opere importanti anche di Caravaggio e ci sono sempre delle sorprese. Oltre al fascino e l'emozione di radiografare opere così importanti, c'è sempre la possibilità di trovare cose assolutamente inaspettate. Cos'è che si trova di inaspettato nella sua esperienza? Che testimonianza ci può dare? La cosa più comune è trovare qualche altro dipinto sotto o trovare dei pentimenti da parte dell'artista. Poi è importante anche per valutare il supporto, legno, tela, perché questa è una fase indispensabile per approcciarsi a un restauro in maniera corretta. Quindi un lavoro diciamo impegnativo anche. Certo, impegnativo anche perché spesso mi trovo ad avere a che fare con opere che valgono milioni di euro, quindi impegnativo e di responsabilità. E le è capitato qualche volta di trovare qualche sorpresa, diciamo? Sì, tante volte. Tra l'altro qualcosa la mostrerò pure adesso qua sul seppellimento di Santa Lucia di Siracusa, dove nel dipinto la santa muore per una ferita al collo, mentre nella prima stesura Caravaggio l'aveva decapitato. Poi l'immagine sembrò forse troppo cruenta a chi aveva commissionato l'opera e il Caravaggio a malincuore rincollò con un sottile strato di colore, di pittura, la testa al collo. Un momento importante questo che si discute di arte all'interno di questa convention del Rotary. Devo dire, sono veramente onorato di poter far parte di essere stato invitato, anche perché, ripeto, il titolo che ho è semplicemente quello di appassionato di arte, non ho altri però appunto insieme a Giuseppe Salerno formiamo così un binomio e facciamo spesso questa passione per l'arte da cosa scaturisce? Io sono stato presidente di un'associazione di arte contemporanea vicino al Museo Riso, sono stato anche ispettore onorario dei beni culturali per un triennio e poi mi sono appassionato a tutto ciò che è arte figurativa, poi per il resto è venuto da solo, insomma. E ancora eventi, la cultura e energia rinnovabile, il tema di una iniziativa che si è tenuta ieri presso ECUA di Agrigento, organizzata dalla società Dante Alighieri che ha visto interessanti relazioni e al termine anche la premiazione di un concorso di poesia. La cultura e energia rinnovabile nella settimana della lingua italiana del mondo, organizzate voi un evento oggi con la partecipazione anche di diversi istituti scolastici. Enza Ierna, parliamone. Sì, in sostanza questa è la settimana della lingua italiana nel mondo e come Comitato di Agrigento abbiamo aderito alla proposta a livello nazionale e mondiale. Evidentemente oggi trattiamo questa tematica sotto vari aspetti e abbiamo dato proprio il titolo della cultura che è un'energia rinnovabile. Ci saranno vari interventi di relatori e in più dobbiamo dire che abbiamo l'apporto artistico musicale dell'Istituto Comprensivo Rita Levi Montalcini
Mondalcini diretto dal dirigente Luigi Costanza, che suoneranno alcune musiche collegate alla lingua italiana, e in più oggi consegneremo i riconoscimenti e i premi a quanti hanno partecipato ai 3 concorsi indetti dalla Società Dante Alighieri, Luna sul Borgo, Amor che muove il sole e le altre stelle, e quindi uscimmo a rivedere le stelle. Quindi diciamo uno spaccato della nostra italianità visto dai vari aspetti artistico-musicali ma anche letterari. È una giornata della Dante Alighieri e questa giornata noi la riserviamo a coloro che con la Dante Alighieri qui in provincia di Agrigento hanno fatto degli elaborati che saranno premiati stasera, e nello stesso tempo diamo un segnale forte che la lingua italiana va difesa e valorizzata. La letteratura ha dato un grande contributo al rinnovamento dell'uomo nelle sue molteplici attività. Oggi si parla di energia rinnovabile. Andare a scoprire il passato di ciò che ha fatto la letteratura è importante, soprattutto in questa giornata che è dedicata alla Dante Alighieri. Professor Liotta, anche lei dà il suo contributo a questa iniziativa dedicata alla Dante Alighieri? Sì, è la Dante Alighieri, però su un tema specifico qual è la sostenibilità. Io in questo senso presento una serie di riflessioni dove faccio capire che oggi l'italiano è la parola, l'italiano come lingua e la parola come mezzo in pratica sono violentati da tutta una serie di elementi che fanno cadere la qualità dell'italiano stesso, con ingresso a livello internazionale di una serie di termini e non solo termini e di modi di vivere che contrastano con quello che è il senso che Dante stesso aveva dato alla lingua italiana. Anche l'Istituto Rita Levi Montalcini, con l'indirizzo della classe musicale, ha partecipato a questo evento, ha eseguito vari brani, fra cui l'inno nazionale. Sì, siamo onorati e felici di partecipare a questa giornata organizzata dalla Dante Alighieri, proprio una giornata in cui si vuole diffondere la lingua italiana, la nostra lingua, e i ragazzi del gruppo, dell'ensemble dell'istituto che mi onoro di dirigere, Rita Levi Montalcini, partecipano con entusiasmo sia perché sono in grado di eseguire i brani musicali, tra cui il nostro inno d'Italia, che soprattutto anche come momento di crescita culturale e formativa, perché appunto si parla della lingua italiana, la nostra lingua. E dalla poesia all'arte, l'arte del riciclo, la resilienza del tempo è il tema di una interessante mostra di pittura e scultura dell'artista Alfredo Bordenga che si tiene al Museo Griffo. Oggi l'inaugurazione di una mostra sull'arte del riciclo e non solo, che racchiude un po' anche la sintesi di tanti anni di suo lavoro, maestro. Esatto. Oltre naturalmente al riciclo, che in me naturalmente vado alla ricerca di alcuni oggetti per poi diciamo impaginarli, posizionarli in una superficie prettamente pittorica. Ma al di là del riciclo, che prima in me c'era una ricerca
dei pezzi buttati in un angolo oppure per strada, ormai sono loro, questi oggetti alla ricerca di me e quindi cerco di collocarli e dare un senso strettamente pittorico. Oltre al riciclo, naturalmente porto avanti la problematica della guerra, che purtroppo oggigiorno è attuale, ma al di là della guerra in sé per sé, oggi io sono stato sempre attento. Mi ricordo che negli anni precedenti ho portato le tematiche sulla guerra sull'Iraq, il massacro Wassador, naturalmente e l'USA America è sempre presente. Oltre a queste tematiche porto avanti le problematiche del femminicidio, che è molto molto importante, che tutt'oggi avvengono. Queste sono le tematiche in questa precisa mostra presso il Museo Archeologico di Agrigento. Che si potrà visitare fino a Che si può visitare benissimo, oggi c'è l'inaugurazione, poi naturalmente resta aperta fino al 30 di novembre, quindi dura un mese, quindi invito tutti a venirla a visitare, perché non è una mostra soltanto da vedere, ma meditare. Incubo, incendi nella parte nord della Sicilia divorata dalle fiamme, complici le alte temperature e i venti di scirocco. Sono state evacuate intere zone, sono andate a fuoco case e anche da Agrigento, Catania ed Enna si sono spostati volontari per dare soccorso. Solo dopo l'estinzione di tutti i focolai sarà possibile fare una stima dei danni dei roghi, ma la drammaticità della situazione della zona tirrenica risulta già chiara. 2 politici del Messinese hanno chiesto a Regione e Governo di intervenire per mitigare il rischio ambientale, mettendo in campo misure di tutela dei cittadini. Sono le richieste avanzate dalla senatrice Daphne Musolino e dal deputato regionale Calogero Leanza. Musolino esprime profonda angoscia per la devastazione provocata dagli incendi nelle diverse zone della provincia di Messina, con particolare allarme per i comuni di Villafranca Tirrena e San Pierniceto. L'onorevole Leanza, preoccupato per la situazione, scrive a Schifani e richiede anche il coinvolgimento delle risorse regionali e nazionali per affrontare questa crisi. Dobbiamo agire con determinazione e solidarietà, è fondamentale proteggere le famiglie e dobbiamo essere al fianco di coloro che subiranno danni e che vanno aiutati, sono le parole di Leanza. Il presidente della regione siciliana Renato Schifani afferma: ho chiesto ai direttori del Corpo Forestale e della Protezione Civile di continuare ad operare oggi e nei prossimi giorni con la massima attenzione per prevenire tempestivamente ed evitare danni a persone, beni, atti imprenditoriali e soprattutto all'ambiente, anche individuando e denunciando gli autori di inneschi dolosi o di comportamenti colposi. L'azione del mio governo prosegue con decisione per migliorare il sistema di monitoraggio, prevenzione e spegnimento dei roghi. E la notte tra il 21 e il 22 ottobre, questa notte appunto, è quella internazionale della Luna, un evento mondiale promosso dalla NASA e che con la complicità del cielo limpido potrebbe permettere di ammirare le formazioni geologiche lunari, in particolare lungo la linea che separa la parte illuminata da quella al buio, dove le ombre evidenzieranno maggiormente i rilievi montuosi, le valli e soprattutto gli innumerevoli crateri da impatto. Da nord a sud dell'intera Italia ci saranno tantissimi telescopi puntati su questo satellite e anche il planetario di Agrigento, sito a Iopolo Giancaxio, dalle ore 20 di questa sera consentirà osservazioni con il telescopio a curiosi e appassionati. E adesso lo sport, c'è un fine settimana come sempre ricco di appuntamento, noi lo vediamo attraverso i servizi che hanno realizzato per noi Carmelo Lentini e Giuseppe Moscato.
L'Agregas, dopo il turno di sosta di campionato, ritorna in campo al Domenico Iorio di Casalnuovo per affrontare il locale Real del tecnico Raffaele Esposito, squadra che incute paura per la presenza di calciatori dal passato illustre. Su tutti citiamo l'attaccante quarantenne Reginaldo, ex Parma e Fiorentina, ma anche l'argentino Sosa. A questa sfida la compagine dei Templi si presenta sempre con qualche assenza, e tra le quali quella del difensore Echeverria che, ai quanto si dice, ha detto addio anticipato alla stagione. Queste invece le altre sfide in programma: Canicatti Vibonese, Acireale Gioiese, Lamezia Licata, la Fenice Amaranto, vale a dire ex Regina contro il Sant'Agata, poi Locri Castrovillari, Novegea Virtus Ragusa, Reale Casalnuovo Agregas appunto, San Luca Portici. La sfida campana con il Real Casalnuova prossimo, a partire dalle ore 15, è stata affidata a Clemente Cortese di Bologna, con assistenti Mario De Marzo e Giuseppe Francesco e Magnifico di Bari. Nel campionato di eccellenza gironiana le Agrigentine Pro Favara e Sciacca saranno impegnate rispettivamente. A Castelvetrano la compagine verde-nero, mentre la Pro Favara fuori con il Fulgatore. Entrambe sono alla ricerca dei 3 punti in palio per incrementare la propria classifica. In promozione l'Empedoclina anticipa questo pomeriggio la gara di campionato di Partanna Mondello contro la locale Parmonval. Si gioca domenica invece il derby Casteltermini Gemini, mentre il Camarat ospiterà la Iccarense. Tra questo sabato e domenica parte invece la terza categoria. Saranno 12 le squadre partecipanti: Agrigentina, Atletico Realmonte, Bovo Marina Montallegro, Burgio, Don Bosco, Eraclea Minoa, Favara Academy, Gattopardo Palma, Camicos, Muxar, River Platane e Villa Seta Futsal. Agrigentina e Villa Seta Futsal giocheranno sul sintetico di Fontanelle, mentre il Don Bosco al Ferdinando Lombardo di Casteltermini. E si inizierà sabato 21 alle 15:30 al Fontanelle con la prima sfida stagionale tra la Grigentina di Calcetti e l'Eraclea Minoa di Sciortino, mentre tutte le altre scenderanno in campo domenica 22. Parte anche il campionato Under 19, denominato comunemente il campionato Juniores, e che vede coinvolti i seguenti club: Acregas 2018, Canicattì, Casteltermine, Empedoclina, Gemini, Camarat, Licata, Pro Favara e Unitas Sciacca. Un torneo che si preannuncia avvincente per la titolarità dei club, di cui 3 di Serie D e poi Eccellenza e Promozione. Mister Marco Coppa, domenica l'Agregas sarà impegnata in trasferta in terra campana contro l'ambizioso e forte Real Casalnuovo. Sì, è vero, perché il Real Casalnuovo ha una classifica bugiarda in questo momento, perché sappiamo tutti che ci sono state delle ottime prestazioni da parte di questa squadra sempre, probabilmente non sempre hanno ottenuto il risultato che speravano. E poi comunque è una rosa fatta anche di nomi importanti per una Serie D, per cui andiamo ad affrontare sicuramente una squadra forte, una squadra che ha fame di punti, e noi dobbiamo andare lì ancora con più fame per cercare di uscire con un risultato positivo. Ecco, l'Agregas punta a disputare che tipo di partita? No, l'Agregas deve andare lì, ripeto, con grandissima fame ma con grandissima attenzione tattica. Non possiamo permetterci di avere sfumature, di avere cali di tensione, errori, soprattutto, ripeto, dal punto di vista tattico, sia singolo che collettivo che di reparto. Dobbiamo fare una partita veramente di alto livello. Tatticamente, tecnicamente, che partita potrebbe essere quella tra l'Agregas e il Real Casalnuovo? Secondo me, giocando anche in un campo sintetico non di grandi dimensioni, sarà una partita di alta intensità, anche perché la posta in palio è alta per loro, ma lo è anche per noi. Visto anche le dimensioni del campo, visto anche il fondo, sarà sicuramente una partita
dove l'intensità del gioco sarà veramente alta e quindi di conseguenza anche l'agonismo. C'è grande entusiasmo in casa bianco-azzurra anche per aver superato il turno in Coppa Italia. Sì, viviamo un momento, credo che vada avanti già da un po', viviamo un momento di entusiasmo, ma non dobbiamo assolutamente però abbassare la guardia, perché questi sono i momenti dove dobbiamo avere una gestione intelligente, tutti intendo io in primis come allenatore, ma poi subito dopo anche i dirigenti, la società e i giocatori devono avere l'intelligenza di capire e di gestire anche questo tipo di momenti. Recuperi alcuni giocatori e hai più scelte adesso per fare la migliore formazione. Diciamo che adesso ho la possibilità di variare anche qualcosa in corso d'opera, anche durante l'arco dei 90 minuti che prima non potevo, perché prima ero sempre alla ricerca di dovermi, fra virgolette, inventare qualcosa. Adesso diciamo che ho più alternative, ho più chance. Allenamento di rifinitura e di preparazione per la Pro Favara in vista della partita di domani in terra trapanese. Gli uomini di mister Catalano domani affronteranno il Fulgatore, una partita che sulla carta si presenta sicuramente non difficile, ma con un campionato d'eccellenza che ci ha abituato a vedere un po' di tutto e, come si suol dire, le partite iniziano tutte dallo 0-0, sicuramente bisogna giocarsela sul campo. In questa settimana sicuramente mister Catalano ha cercato di ricomporre le file, di cercare di superare quelle che sono state le deficienze che abbiamo visto nelle scorse partite, ovvero una buona e ottima partenza che porta quasi sempre la Pro Favara al vantaggio, poi una specie di frenata con gli avversari che recuperano e in certi casi hanno anche superato. È proprio questo quello che bisogna aggiustare, la continuità in campo per cercare di chiudere subito le partite. La classifica naturalmente vede bene la Pro Favara in seconda posizione a 3 punti dalla capolista Nissa e con tutta la voglia di perseguire un campionato come era stato presentato, ovvero al vertice. Ma sentiamo direttamente da mister Catalano che cosa aspetta la Pro Favara domani. Infatti ha detto bene, non ci sono partite facili in questo campionato, lo sappiamo, anche perché andiamo a incontrare una squadra che viene da un periodo negativo e quindi avrà tanta voglia di rivalsa, ma noi dobbiamo essere abbastanza bravi e attenti a fare quello che sappiamo fare, perché sappiamo che abbiamo bisogno di mettere ancora punti in classifica per accorciare la classifica. Che settimana è stata? Ma settimana di grande serenità, tranquillità, quando ci sono risultati positivi si lavora bene anche durante la settimana, i ragazzi stanno tutti bene, quindi come al solito ho ampia scelta per la formazione per quanto riguarda la partita di domani. Vedendo le partite già trascorse si denota purtroppo un periodo di sofferenza della squadra nel mezzo della partita, cioè dopo essere andati in vantaggio sembra che ci sia una frenata, perché? Ma in questo arco di campionato diciamo che è stata questa la difficoltà che stiamo trovando, riusciamo a sviluppare bene, riusciamo a fare gol e poi abbiamo quei passi falsi che durante la partita non dobbiamo avere. Ci stiamo lavorando anche su questo perché noi non possiamo permetterci dei cali di tensione o concedere qualcosa agli avversari, anzi credo che bisogna essere più bravi e più maturi a chiudere la partita nella prima frazione di gioco quando abbiamo le possibilità per farlo. Una squadra che man mano cresce, è normale dopo le prime partite. Si è ancora intenzionati a proseguire questo campionato come si era iniziato, ovvero ai vertici? Assolutamente, noi siamo costruiti per questo, siamo qua per questo, lavoriamo qua per questo. È vero che abbiamo avuto delle difficoltà, però è anche vero che ci sono stati tanti innesti nuovi, tanti giocatori che magari non si conoscono sul piano tecnico, sul campo, e quindi metterli tutti insieme sicuramente si fa anche un po' fatica, però devo dire che sono stati anche loro abbastanza bravi a crearsi un bel gruppo, a crearsi qualcosa di importante e credo che pian piano dall'inizio questa squadra sta crescendo e sta crescendo abbastanza bene. Abbiamo superato credo
un periodo di difficoltà e sono stati bravi anche loro in questo, perché è vero che non abbiamo avuto dei risultati positivi, però è anche vero che riuscivamo a giocare e a sviluppare delle situazioni importanti. Adesso spero che siamo usciti da questo momento di difficoltà, è anche vero che abbiamo avuto 2 o 3 risultati positivi, però bisogna continuare a fare bene, perché bisogna dare continuità a quello che abbiamo fatto domenica. Termina qui il nostro telegiornale, noi vi ringraziamo per il tempo che ci avete dedicato e torneremo con la nostra informazione lunedì alle 14, sempre TV a Notizie. A tutti un buon fine settimana.